Alle 7 lei aprirà il seggio? No, vado lì un quarto d'ora prima, me lo lasci fare, alle 7 sarò lì e voglio votare perché è giusto dare un segnale, quindi sarò... Su questo referendum del mancato election day? Ma incide semplicemente per i costi. Noi le abbiamo chiesto 3 volte nell'ultimo anno di poter celebrare il nostro referendum assieme a consultazioni elettorali nazionali. Avremmo risparmiato i 14 milioni di euro. Ci è stato sempre detto di no, per cui prendiamo atto, ma noi il referendum lo facciamo. Già a votare, Presidente, il 22, mattiniero. Ma sì, sarò presente come ho annunciato, cercherò di andare un quarto d'ora prima dell'apertura del mio seggio, anche perché voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questo referendum in questa maniera e anche dare un segnale. Insomma, i seggi si aprono dalle 7, invito anche tutti ad andare il mattino, se si può, presto, chi lo può fare, durante la mattinata e non aspettare le ultime ore che magari si trova intasamento di seggi, magari verso le 23, le 10, le 10 di sera, le 10 e mezzo. Andiamoci al mattino. Seppur a volte magari sollecitando, ieri ad esempio 3 tuoi colleghi Zecchiero in 3 diverse occasioni mi hanno chiesto la stessa domanda, non fatemela anche oggi, non fisso l'asticella. E dicevo... Io ho trovato un video in cui a luglio mettevi l'asticella. Quale asticella? Vuol dire che il quorum non passa, perché 1 su 2 vuol dire 50%. Per passare dobbiamo fare 50 più 1, non 50%. Quindi vi prego di non utilizzare queste dichiarazioni per dire che fissiamo asticelle, che il quorum non è sufficiente o altre cose. Ma ve lo dico per correttezza nei confronti di Veneti. Detto questo, dico, vi ringrazio perché comunque tutti vi siete dati da fare e avete capito l'importanza storica. Puramente istituzionale, non è una campagna che ha un minimo di sbavatura rispetto all'incentivo per il sì, piuttosto che per il no all'astensione. È una campagna che volutamente ho voluto che fosse con dei colori neanche riconducibili a partiti, nel senso che non ci sia qualcuno che abbia a dire che c'è la sfumatura di un partito piuttosto che un altro, perché penso che questa sia una grande opportunità e anche perché, permettetemi di dirlo, ve l'ho già detto in altre occasioni, è anche l'occasione per dire ai veneti: avete una pagina di storia in bianca, cercate di scriverla. Nessuno di noi veneti quel giorno, se non va a votare, il giorno dopo può avere un alibi, cioè, dico, di dire non sono andato a votare perché non avevo capito che c'era il referendum. Ho cercato di essere capillare. Dopo una vita che invochiamo l'autonomia, una vita, fra l'altro sono begli interventi anche autorevoli a livello nazionale di vostri colleghi che sono noti per delle riflessioni sempre dotte rispetto ai temi più svariati, che comunque dicono sì, alla fin fine il Veneto dovrà dimostrare anche di essere comunità, perché da quanto votare sì, chi deciderà di votare no, chi si astiene, però l'importante è che ci contiamo. Qualcuno dice ma non si poteva trattare prima, e guardate, ve lo dico per esperienza personale e poi chiudo questo preambolo, a parte il fatto che sono solo 2 regioni che hanno in questi 16 anni, sono anche i tuoi colleghi di partito, i tuoi sostenitori, cioè dietro di me c'è un popolo. Detto questo, guardate, è anche l'occasione per parlare dei numeri. È un referendum, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, il dottor Gasparini in primis, perché comunque penso che poi farei il referendum, il consulente per il referendum, perché è riuscito a organizzare questa task force. Bravo dottor Gasparini, Fabio Gazzabì che ha seguito in particolar modo l'aspetto della comunicazione, alcuni aspetti organizzativi, però vi dico, già sentendo i numeri capite di cosa stiamo parlando. Guardate, abbiamo fatto una piccola leggenda, ma poi ovviamente l'avrete questa tabella, e solo per dirvi che abbiamo mandato in stampa, magari se possiamo dottor Gasparini poi faremo avere anche le foto che mi ha fatto vedere una settimana fa della valorizzarlo questo aspetto, che sarà quello che poi resterà nell'ombra, perché se non accade nulla, e speriamo non accada nulla, nessuno mai verrà a conoscenza del piano B, del piano C, perché sono state valutate strategicamente tutti gli inconvenienti che possono esserci, dal fatto che ci potrebbe essere una grossa avversità atmosferica, piuttosto che ci sia il sistema informativo che non funziona o quant'altro. Noi abbiamo il vantaggio che abbiamo i 4 milioni e mezzo di schede cartacee, per cui qualsiasi cosa accada nelle nostre sezioni e quindi nelle nostre 5.213 urne, sappiamo che dentro abbiamo il valore di questo referendum. È un referendum ovviamente di grandi numeri e abbiamo pensate, tanto per darvi alcuni dati che arrivano ovviamente dall'organizzazione che abbiamo fatto noi, e lì verranno pesati anche per un fatto di lettura, ovviamente non hanno nessuna validità giuridica, però dobbiamo ricordarci che abbiamo un 8% di cittadini veneti che
comunque oggi fisicamente sono all'estero, non sono presenti. Ricordiamo i veneti che si va nella sezione elettorale dove comunemente si va, quindi nei plessi scolastici. Chi si fosse dimenticato la sezione è indicata nella tessera elettorale, chi non ha la tessera elettorale può recarsi nei municipi, perché i municipi sono aperti e indicheranno la sezione o rilasciano la tessera se qualcuno vuole anche approfittarne per farsi rilasciare la tessera. Ricordo infine che è fondamentale invece avere un documento di riconoscimento, perché la tessera elettorale comunque non è un documento di riconoscimento. Cioè anche qui all'inizio si è tentata questa polemichetta. Quindi questo resterà anche un cadeau, perché è una coppia madre e figlia, ovviamente, c'è un bollettario, carta consistente, quindi si può incorniciare, mettere sul comodino da qualche parte, nella scrivania, ma insomma io penso che è una giornata storica e ringrazio chi ci ha detto di non utilizzare il timbro in tessera elettorale, perché abbiamo risolto così magnificamente la partita, e quindi quello che poi finirà in mano sarà metà di questo, no? Cosa c'è scritto lì? E c'è scritto sostanzialmente referendum regionale e consultivo sull'autonomia del Veneto, 22 ottobre 2017, comune di, che verrà compilato il nome del comune proprio a penna, sezione numero verrà compilata, si attesta che la signora, il signor, si mette il nome e cognome, ha votato e ci sarà il timbro della regione. Questa è la soluzione per dimostrare che chi ha votato avrà la ricevuta della votazione. Questa è un'assoluta novità, volevo anche informare tutti i cittadini di questo, e sarebbe appunto bello che questo diventasse anche, come si può dire, l'occasione per mostrare questa soluzione che abbiamo trovato. Ovviamente questo è un facsimile. Noi abbiamo chiesto al governo di cambiare il testo del quesito e abbiamo inoltrato un testo nuovo che era quello di Dascarico con tutte le 23 competenze. Il governo ci ha risposto per iscritto, tu correggimi se sbaglio qualcosa, il governo ci ha risposto per iscritto dicendo di no, tenete il quesito della Corte. Quindi il quesito è quello, non c'era nessuna variante sul tema, l'unica possibile era quella di negoziare un nuovo quesito col governo. Lo rifarei, vi spiego anche perché lo dico sempre anche quando incontro i cittadini, quando tu ti trovi davanti a una legge che viene approvata e che a sorpresa viene anche vidimata e bollinata dalla Corte Costituzionale, ti ritrovi una grossa responsabilità. E che comunque faranno la loro campagna, possono fare una campagna anticipando già che non daranno disponibilità come ha fatto qualcun altro. Cioè, capite che per me questo limbo è anche fondamentale. Però voglio dirvi una cosa, al di là della forza del popolo nella trattativa, e vi ho spiegato prima, davanti alla scrivania dall'altra parte non c'è Luca Zaia, sono i veneti che votano di tutto ed è giusto che sia così. Ma l'altro fondamentale aspetto, che è più umano, e ve lo dico con sincerità, io ci ho riflettuto quando soprattutto abbiamo visto che l'election day non veniva e c'era questo costo. Vi ricordo fra l'altro un piccolo cameo, abbiamo chiesto 3 volte l'election day, almeno 3 volte. Noi abbiamo fatto la nostra segnalazione alla Procura della Corte dei Conti rispetto al tema delle spese, giustificando che non potevamo fare altrimenti. Però mi sono anche detto, se non convochiamo le urne, finirà poi che qualsiasi evento mi può incrociare per strada e mi potrebbe dire: tu mi hai tolto il diritto di esprimermi, io non posso assumermi una responsabilità del genere, anche perché la legge è efficace e prova ne sia che oggi stiamo parlando delle urne di domenica mattina, capisci? Forse qualche mese fa qualcuno pensava ancora, io ricordo qualche articolo dell'estate, ma Zaia rimanda sempre la convocazione, ma chissà se si farà mai questo referendum. Ricordate gli articoli? La Lombardia annuncia che lo farà, ma Zaia ancora non ha annunciato la data. Io vi ho sempre detto, noi faremo le cose che non abbiamo fatto. Quindi assolutamente sì, e nessuno di noi si può prendere la responsabilità così forte di rinunciare a un referendum storico perché decidere poi.